Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon venerdì 22 maggio, iniziamo questo weekend da trascorrere insieme. Come sapete, ogni weekend il nostro ricco palinsesto si riempie di appuntamenti importanti. Oggi avremo un ospite eccezionale che ci attende a Modica, che è il dottor Francesco Fratantonio, un grande imprenditore. Parleremo di questa Sicilia che appartiene ai siciliani, ma permettetemi anche di ricordare che il venerdì, il sabato e la domenica sono 3 giornate dedicate ai suggerimenti, agli incontri con i 3 ideatori del meraviglioso progetto di Io Compro Siciliano e della rubrica Chiedimi pure. Il venerdì con l'appuntamento e i suggerimenti con il dottor Giuseppe Giorgianni, al sabato con Davide Morici e la domenica con Francesco Caravello. Beh, dobbiamo iniziare come è consuetudine. Grazie. 221.659 volte grazie. Grazie perché continuate a credere e continuate a vivere in questa grande progettualità che è quella di Io Compro Siciliano. Vi diciamo come sempre, scriveteci, sono tantissime, adesso sono quasi 2000 le aziende che hanno già compilato il loro form. Per chi magari non lo sapesse, perché è appena entrata nella meravigliosa realtà di Io Compro Siciliano, troverete proprio nella nostra pagina, nella parte superiore, un form. Questo form può essere compilato da tutti voi, se siete strutturati sia in azienda che non, compilate questo form perché vi servirà per essere all'interno di questo database che porta la firma di Made in Sicily. Naturalmente sono tanti i punti che noi vi presentiamo e sono prevalentemente agiscono in 3 direzioni. Il primo è la realizzazione del più grande database, ma anche il più grande marketplace delle eccellenze siciliane, che vi presenterà quindi all'interno non solo di un mercato regionale e nazionale, ma anche internazionale. Poi c'è la realizzazione del portale del turismo che è seahost.it ed ancora la Sicily City Pass, questa carta per i turisti sotto forma di app che vi permetterà di poter vivere in tutta agevolezza e con tantissime forme di convenzione i circuiti legati alla nostra terra, alla promozione della nostra terra. Bene, noi oggi siamo pronti con i nostri consigli, con i consigli per le aziende anche in questa nuova fase, e lo facciamo, chiedimi pure, con il dottor Giuseppe Giorgianni. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ciao Caterina. Bene, buongiorno Giuseppe, buongiorno, sempre complimenti. Noi continuiamo ad andare avanti, voi continuate a progettare e lavorare quotidianamente, e volevo tra l'altro anche ricordare un po' quelli che sono i passaggi che stiamo vivendo in questi giorni. Ci sono tante sinergie, tante collaborazioni. Proprio in questi giorni si sta strutturando quella che è la collaborazione, questo patto d'intesa con la Milano Urban, così come tante altre realtà. Quindi abbiamo avuto la possibilità, tra l'altro, di avere ospiti importanti. Abbiamo conosciuto parte dello staff in Svezia, abbiamo avuto la possibilità appunto di conoscere un altro tassello importante, Irina Petrenko da Mosca. Insomma, stiamo vedendo, ingegner Giorgianni, che lavorate fortemente per la realizzazione davvero di progetti importanti per Io Compro Siciliano, sempre però accompagnando per mano i nostri imprenditori e le nostre aziende. A lei la parola.
Sì, buongiorno a tutti nuovamente, chi è sintonizzato. Sì, noi stiamo lavorando veramente ad un grande progetto che è un insieme di progetti uno dentro l'altro poi in realtà, e quindi anche per questo ha le sue difficoltà, oggettive, perché realmente andando a toccare tanti settori, questi settori realmente sono l'uno diverso dall'altro, e quindi devono essere affrontati, non ti dico uno per uno, ma quasi. E quindi questo porta anche a cioè, dall'oggi al domani non può essere fatto, è normale. Però stiamo, come dicevi tu, avviando una serie di progettualità che toccano l'online diciamo l'espressione del più grande marketplace del Made in Sicily che si abbia mai avuto, il portale unico del turismo e la card servizi per il turista. Quindi un po' andiamo a toccare realmente quasi tutte le tipologie di aziende. Come tutti i venerdì io cerco di dare un mio contributo per quanto riguarda le aziende, perché comunque quello è il settore che seguo da anni. Mi occupo di business development e di internazionalizzazione delle imprese da parecchi anni. Il coronavirus, oltre a compromettere la salute di migliaia di persone, ha danneggiato notevolmente l'economia del paese, e pertanto adesso ci ritroviamo in una situazione, come io spesso dico, di ripartenza rallentata, perché realmente ci sono notevoli difficoltà da parte delle aziende. Sicuramente gli imprenditori dovrebbero ripartire da una riflessione profonda sulle modalità operative del proprio business. Adesso è fondamentale, sì, curare le persone e garantire un coinvolgimento continuo. Sarebbe per un imprenditore anche un errore parlare del passato, perché in questo caso si rischierebbe di diventare un imprenditore che guarda solo negli specchietti retrovisori, ma purtroppo adesso gli imprenditori si dovranno ritrasformare, reinventare, si dovrà essere innovativi e guardare avanti. Tutte le aziende dovranno riorganizzare sicuramente i processi in funzione delle nuove regole di sicurezza. Chi lo può fare continui naturalmente a pagare i fornitori per non interrompere il processo produttivo di filiera. Tutti dovranno fare, secondo me, risk management, prevedendo una mappa dei rischi. Si dovrà essere pronti ad alternative diverse, non ci potrà essere un unico piano o un'unica vision aziendale. Purtroppo in passato addirittura si facevano piani a 5 a 10 anni, oggi questo è diventato proprio veramente impensabile. Vorrei dare alcuni consigli pratici. Innanzitutto consiglio a tutti di cercare di ridurre al minimo gli sprechi e ottimizzare le risorse. A volte si trascura l'area di servizio, ma questo non ce lo possiamo più permettere, perché anch'io sono un imprenditore. Nella qualità dei servizi ci sono dei margini che si possono recuperare. Penso per esempio a molte cose pratiche, come ad esempio lo spegnimento delle luci quando non sono necessarie, e quindi la riduzione dei costi anche della non qualità, concentrandoci soprattutto appunto sulla riduzione dei costi. Questa sarà una cosa fondamentale, quindi un risparmio dovuto a qualcosa che magari prima lasciavamo un po' il tempo così, magari non ci pensavamo tanto. Credo tanto che in questo momento l'imprenditore dovrà credere nella creatività del basso. Che significa? Cioè penso al bisogno di raccogliere, di far raccolta delle idee direttamente dai dipendenti. La gerarchia va bene, ma i dipendenti sono molti di più. Anche per una questione statistica è probabile che da loro arrivino idee interessanti, idee e prospettive utili all'azienda. Dovremmo sempre imparare dagli errori fatti in passati. Per esempio molti la maggior parte, ahimè, degli imprenditori non pensavano ad un momento di crisi, di difficoltà, e quindi magari non avevano istituito un fondo o messo da parte, parlando in modo più esemplificativo, da parte dei soldi per i momenti complicati o per i momenti difficili, e questo oggi magari gli avrebbe dato una mano per superare questo momento difficile. Però
Dottor Giorgiani, un attimo solo, io di tanto in tanto interrompo perché c'è qualche nostro ospite che poi in realtà non ospite, ma io dico sempre i nostri amici del popolo di Io Compro Siciliano che condividono ogni momento. Lei, per esempio, poc'anzi si parlava della condivisione delle idee che si deve fare anche con il dipendente, questa scelta proprio della condivisione è una cosa che sin dall'inizio è stato elemento fondamentale di Io Compro Siciliano, perché, e questo lo ripetiamo anche spesso, comunicateci le vostre idee, i vostri consigli, lo fate tra l'altro inviando le mail alla nostra email di riferimento, perché questo è sempre stato un elemento alla base di Io Compro Siciliano, cioè il confronto con ognuno, ogni amico del gruppo di Io Compro Siciliano. Proprio per questo volevo leggere dei messaggi che sono arrivati. Allora, Chiara Seidita dice: buongiorno, vedo e sento parlare da gente comune a colleghi, artigiani della nostra grande realtà, Io Compro Siciliano. Pensi veramente che il cambiamento culturale ed economico sia partito e voi siete stati i pionieri? Sinceri complimenti, mi avete già contattato e sono felice ed orgogliosa di aderire al progetto Io Compro Siciliano. Chiara, tra l'altro, Chiara Seidita, grazie Chiara, parla così perché noi cosa diciamo alle aziende? Scrivete i vostri dati su questa scheda, su questo form che trovate proprio in alto, sarete contattati da un nostro responsabile, il quale vi suggerirà tutto quelli che sono consigli per ripartire ancora più forti di prima, per dare un impulso maggiore, per presentare la vostra azienda nel migliore dei modi. Ed ancora Alfonso Maggio dice: giusto, dottor Giorgiani, pensare prima di agire impulsivamente e fare un piano di riduzione costi e un piano di investimenti. Ancora Claudio Meli, sempre messaggio per lei, giusto Giuseppe Giorgiani, rivoluzione, solo così possiamo superare questo momento. Sempre Claudio Meli, buongiorno al gruppo meraviglioso, un abbraccio agli amministratori, siete fantastici. Tanti saluti, adesso ritorneremo fra poco ai saluti. Beh, anche da questi messaggi che arrivano quotidianamente, dottor Giorgiani, c'è come sempre questa forte collaborazione fra chi segue il gruppo e naturalmente fra le linee guida e quelle che appunto, ritorniamo adesso ai consigli che stavamo dando alle nostre aziende riguardo appunto alla riduzione dei costi, il fatto di pensare a questo fondo, che poi è un fondo che può servire nei momenti meno chiaramente improvvisi della gestione delle proprie aziende. Partiamo proprio da qui. Prego. Sì, sì, sicuramente in questo momento sarà fondamentale la capacità di adattamento delle aziende e degli imprenditori stessi. Vince in questo momento chi capisce che il mondo è cambiato e quindi si adegua. Dovremmo essere, come dico io spesso, dei cani da tartufo che annusano i nuovi trend politici, sociali, economici e legali. Dovremmo tenere gli occhi veramente aperti. Facciamo un esempio che riguarda per esempio il settore alberghi, per i quali la riduzione di giro d'affari è stata e sarà veramente molto pesante. Anche quando potremo tornare per esempio a viaggiare, ci chiederemo se le stanze sono disinfettate e come sono state disinfettate. Ecco, l'imprenditore dovrà essere in grado di rispondere a queste domande. Io credo che tutti siamo disposti o saremo disposti a spendere anche 10 euro in più per la stanza se ci verrà dimostrato veramente che la sanificazione è stata realizzata nel miglior modo possibile. Ma non solo, per tutte le imprese cambierà un po' il modo di fare anche pubblicità. Finora si è puntato tanto sullo storytelling, sulla capacità di creare e raccontare emozioni, ma da oggi la gente è magari più interessata ai fatti. La pubblicità quindi dovrà più raccontare cosa fa quell'azienda in modo più essenziale, pulito e proprio ridotto ai minimi termini. Le priorità secondo me da attuare già sono intanto naturalmente riorganizzare i processi produttivi e di servizio nell'ordine delle nuove norme di sicurezza, tutela della salute, rispettando anche il distanziamento che è importante in questo momento di crisi, perché io ricordo a tutti
la crisi non è terminata. Io ieri facendo un giro andando a trovare uno dei miei clienti, praticamente vedevo che molta gente addirittura non esce in giro senza mascherina, non si muove liberamente, eccetera, eccetera. Purtroppo non è finita questo problema e quindi dobbiamo essere veramente accorti e attenti a cosa facciamo e come ci muoviamo anche e come accogliamo anche i nostri clienti in azienda. Sicuramente si dovrà aumentare la digitalizzazione e investire sulla cyber security. Oltre a fare azioni di benchmarking con colleghi imprenditori e manager per discutere e condividere, per esempio, è importantissimo condividere approcci, problemi, perché questo è un modo più rapido di risolvere anche il problema. Naturalmente si dovrà, tra virgolette, sanare le cicatrici e le ferite di questa situazione che lascerà sicuramente nella mappa valoriale della propria azienda, anche per riconsolidare il senso di appartenenza. L'azienda strutturata sicuramente potrà avere più vantaggi, ma anche quella piccola ha il pregio in questo momento della velocità e dell'inventiva, cosa che per esempio hanno di solito solo le start-up. Alcuni ristoranti per esempio si sono già adeguati alla nuova situazione, hanno iniziato a fare le consegne a casa e sono stati bravi subito a sfruttare questa nuova opportunità. Insomma, l'imprenditore dovrà concentrarsi sui cambiamenti e sulle esigenze nuove che i clienti hanno e dovrà sicuramente cogliere le domande inesplorate e insoddisfatte. Dalla ferramenta al grande imprenditore tutti dovranno ascoltare, infatti secondo me, i clienti uno a uno, chiedendo loro come stanno cambiando le vite di ciascuno, e questo gli permetterà proprio di adattarsi al momento e di essere pronti a questo cambiamento epocale, perché questo cambiamento epocale realmente ci sarà come c'è stato in passato, per esempio quando ci sono stati la prima e la seconda guerra mondiale, o quando per esempio nel 2001 ci sono state il crollo delle Torri Gemelle. Naturalmente da quel momento è cambiato un po' tutto. Naturalmente molto farà questo distanziamento sociale, e per esempio nella ristorazione dovrà portare sicuramente a turni differenti, cioè non sarà più possibile mangiare solo per esempio a mezzogiorno, ma tutti i ristoranti dovranno adeguare. Io molto spesso ecco, quando io giro tanto, ho girato sempre tanto nel mondo, e per esempio nelle grandi città, ma anche in paesi che magari dove uno non neanche se lo aspetta, trovavo i ristoranti aperti per esempio anche nel pomeriggio o anche in orari definiti non standard come da noi. Adesso si dovranno adattare tutti a questi standard. Io penso che la cucina resterà aperta più a lungo, non chiuderà alle 2:30, ma chiuderà magari un'ora tra le 5 e le 6 per poi ricominciare, perché realmente non si avranno anche i posti a disposizione. Per esempio gli alberghi dovranno sicuramente rafforzare il servizio dei pasti in camera, perché molti magari preferiranno stare in camera e quindi pranzare in camera, e anche la nostra quotidianità cambierà. E cambierà anche con la clientela e con i colleghi. Noi per esempio una cosa che ci contraddistingue e ahimè in questo momento è un problema è la nostra gestualità latina, fatta di strette di mano, baci, abbracci, però purtroppo questo in questi giorni ce ne stiamo accorgendo. Anch'io mi sono ritrovato in difficoltà in varie situazioni, ma dovremmo necessariamente adattarci a questa nuova situazione. Anche le aziende nel front office dovranno sicuramente cambiare questo approccio. Ahimè, dovremmo diventare più scandinavi, e quindi molto spesso anche uscire dalla nostra zona di comfort. Però purtroppo in questo momento ci dobbiamo adattare fino a quando non sarà risolto questo problema. Dottor Giorgianni, mi sembra di comprendere chiaramente da tutti questi suggerimenti che per scelta o per costrizione ci sono appunto dei cambiamenti che appartengono al nostro quotidiano.
E quindi i consigli che in questo momento sono stati dati rappresentano proprio questo, cioè un consiglio a partire un po' anche da quello che è il nostro essere latini, no? Nel modo di comunicare. Mi sembra che ci sia anche in questo, no? Un cambiamento, cioè il cambiamento dalle piccole cose che diventano poi naturalmente anche cambiamenti importanti, e soprattutto il fatto del rispetto delle regole per poter ripartire in tutta sicurezza, poter ripartire anche seppur piano, ma ripartire. C'è un messaggio che arriva da Davide Morici, che appunto insieme a Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello sono i fondatori del meraviglioso popolo di Io Compro Siciliano. Davide scrive: buongiorno a te Katiusca, Giuseppe e a tutta l'eccellenza di Io Compro Siciliano. La progettualità è ormai un fatto concreto. Stiamo camminando in sinergia con tante aziende siciliane per portare alto e forte il Made in Sicily. Offriremo supporto altamente specializzato per implementare il nostro tessuto produttivo e porteremo avanti Io Compro Siciliano, sinonimo di incubatore di idee e imprese start-up. Siamo partiti un mese fa e non ci fermiamo più. Viva la Sicilia e i siciliani del fare. Devo dire che questa politica del fare, dottor Giorgiani, ha portato veramente grandi risultati, grande sinergia e soprattutto i fatti che continuano quotidianamente a dare testimonianza di quello che è questo mese di Io Compro Siciliano. Non sento forse in ritardo, arriva in ritardo forse la mia voce. Sì, sì. Sì, sicuramente sì, Katiuska, in questo momento particolare noi stiamo cercando di mettere veramente in moto una macchina che possa permettere comunque alla Sicilia e a tutti i siciliani, tutti gli imprenditori di ripartire in modo più veloce, di avere un restart più veloce. Questo è veramente importante. Molto spesso, per esempio in questi giorni, mi trovo ad avere delle persone che mi chiamano e mi chiedono: ma cosa mi consiglia? Cosa devo fare? Adesso sarò costretto a cambiare le mie abitudini di vita, a cambiare lavoro, perché molti comunque stanno rimanendo a piedi. Oppure qualcuno mi dice: io purtroppo devo chiudere, quindi adesso sono veramente in un momento tragico di cambiamento. E io a tutti gli rispondo nello stesso modo, cioè in questo momento ci dobbiamo rimettere in gioco tutti quanti. Del resto anche noi lo stiamo facendo proprio con il progetto Io Compro Siciliano. E la crisi però secondo me va vista come un'opportunità, che è come per esempio io amo citare sempre in questa cosa Albert Einstein nel suo celebre discorso del 1955, dove lui diceva: ogni moneta ha due lati e se non la lancio avrò in ogni caso buttato via un'opportunità. Ed è vero, siamo chiamati a gestire un'incertezza in questo momento, però se abbiamo delle idee proviamo a cambiare in meglio e comunque a rimetterci in gioco. Le idee cambieranno il mondo. Il Faraone Palermo, buongiorno Katiusca e Giuseppe, Tempio Divino, buongiorno, ancora abbiamo saluti da Alfonso Maggio, da Fausta Intravaglia, Eppi Ambra, Angelo Visione, Fotografia Giorgianni, ancora Amalia Lopinto, buongiorno a tutti. Io a questo punto chiamerei il nostro ospite di oggi. Come sempre i validissimi consigli della rubrica Chiedimi pure sono consigli importanti e fondamentali per le nostre aziende, perché così tra l'altro come poc'anzi scriveva anche Davide Morici, cerchiamo di seguire passo dopo passo
ognuna delle aziende che fa parte appunto del popolo di Io Compro Siciliano. Beh, e visto che parliamo di aziende, visto che parliamo di imprenditori, devo dire mi è piaciuta una frase molto bella pronunciata proprio dal nostro ospite che adesso chiamiamo in diretta, ed è stata: restituiamo la Sicilia ai siciliani, facciamola scoprire in tutta la sua bellezza. Noi siamo felici di avere con noi da Modica, abbiamo l'ospite che sta per entrare ed è il dottor Francesco Fratantonio. Ecco, qui lo vediamo. Buongiorno, buongiorno dottor Fratantonio, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, buongiorno. Un grande imprenditore come lei, devo dire, dottor Fratantonio, adesso racconteremo parte della sua vita imprenditoriale, una vita che spesa, che quotidianamente si svolge proprio nella promozione della nostra meravigliosa terra siciliana, ma devo dire, vorrei partire da una frase che lei ieri mi diceva proprio per anticipare questa intervista di oggi. Diceva: io partirei dalla riscoperta della Sicilia per i siciliani. Partiamo da qua, dottor Fratantonio. Sì, certo, in effetti è una, come dire, una sensazione che nasce dal fatto di dover rimanere intanto chiusi, cioè è come se il nostro cerchio di azioni continui ad essere limitato. Però diciamo noi abbiamo una regione che non è una regione, la Sicilia è un continente perché ha sia dal punto di vista dei beni culturali, dal punto di vista dell'enogastronomia, dal punto di vista del mare, di tutte le attrazioni, costituisce una ampia e vasta gamma di opportunità e di bellezze. Questo per noi certe volte abbiamo un'idea della nostra stessa regione, che però poi nel tempo capisci che varrebbe proprio la pena dedicarsi alla riscoperta ancora meglio del nostro territorio. Per cui questo periodo dovrebbe essere un periodo in cui anche gli imprenditori possono dedicare una propria azione all'autocoscienza, cioè al fatto di capire chi siamo, come siamo, cioè partire da un momento in cui effettivamente ci ha tramortiti, ci ha, come dire, completamente messi in difficoltà, per cui il punto di partenza deve essere il nostro stesso essere siciliani, cioè questo popolo che ha delle opportunità, delle potenzialità enormi, che però spesso, proprio forse perché siamo stati così in contesti in cui c'è stata l'individualità, oggi questa nuova condizione ci deve quasi costringere a creare insieme una coscienza comune, una coscienza che ci deve portare ad affrontare questa nuova fase con tutte quello che io ringrazio il dottore Giorgianni, perché con lui abbiamo condiviso e continuiamo a condividere tutta una serie, abbiamo iniziato progetti di internazionalizzazione, siamo stati fuori, siamo stati all'estero, però sembra un lontanissimo, sembra un'altra epoca, cioè sembra proprio tutto un altro mondo. Lui diceva bene, oggi qui dobbiamo ripartire senza che sappiamo ancora bene come fare. Ed è noi ci occupiamo di turismo, di ricettività, ci occupiamo di ristorazione, nel caso specifico di wedding, di matrimoni, di ristorazione per i matrimoni, per cui sono due settori che vivono più forse degli altri questo fatto che bisogna stare tutti insieme, cioè quale evento più del matrimonio dà questo senso dell'assemblamento, del fare cioè anche il personale stesso. Allora lì stiamo cercando con tutti quelli che sono le nostre possibilità, facendo
continuamente delle prove, inventandosi dei sistemi, cioè, ma di tornare ad una, quando parliamo di normalità non intendiamo ad una normalità che era quella di prima, cioè a reinventare cioè, lì siamo nell'ambito, non so, delle emozioni, come fare un matrimonio cioè, con i camerieri, con i buffet, con tutte le persone che sono in un momento di grande festa, cioè come soffocare un po' quello che di solito noi siamo abituati a fare. Però noi non possiamo fermarci, noi siamo lì a fare tutto quello che è necessario affinché, anche modificando tutte le nostre abitudini, in ogni caso la nostra gioia, le nostre esternazioni possano avere in ogni caso una loro possibilità di espressione, di poter comunicare tra di noi la gioia, cioè non possiamo rinunciare alle nostre emozioni, dobbiamo trovare forme nuove di comunicazione in sicurezza, cioè questo non lo possiamo mai dimenticare, non possiamo sottovalutare quello che è successo, lo dobbiamo tenere in grande considerazione, non dobbiamo abbassare la guardia, però dobbiamo, ecco, andare oltre. Il fatto noi siamo stati colpiti al cuore anche per il discorso della ricettività, per cui noi avevamo i tour operator americani da Boston che venivano nei nostri alberghi, con cui avevamo un rapporto ormai consolidato da tantissimi anni, che era il nostro principale punto di riferimento. Non abbiamo più questa fonte diciamo, di rapporto importantissima. Ecco, il fatto del tornare in Sicilia, cioè nel regionalizzare per quest'anno il prodotto turistico ricettivo, potrebbe essere un modo per rivalorizzare, rivalutare le nostre stesse bellezze, arricchendo anche la nostra conoscenza della nostra Sicilia, perché spesso siamo convinti di conoscere completamente, noi ci siamo fermati forse a un livello che la Sicilia non si finisce mai di conoscere. Io parlo della città di Modica, che è bene dell'UNESCO, è la città del cioccolato di Modica, noi abbiamo tutte le grandi eccellenze, che sono tutti gli IGP, ci sono tutti i riconoscimenti che abbiamo avuto, e che con grande sforzo, grande sacrificio, tutte le aziende hanno fatto dei percorsi per arrivare a dei prodotti che siano universalmente accettati. Cioè le certificazioni non sono come dire, dei premi che qualcuno può dare per un prodotto perché un prodotto è ottimo, cioè sono dei riconoscimenti europei che attestano che c'è un consorzio di tutela e che possono essere riconoscibili nel mondo. Ora noi in questo ambito dobbiamo far sì che i nostri prodotti abbiano in questo ambito anche come dire, la sicurezza, perché il food, il cibo deve avere un livello di sicurezza in più che prima non veniva richiesto, per cui dobbiamo rassicurare tutti mettendo in atto anche eccedendo in questo, perché la paura oggi è quella che crea la maggiore difficoltà anche. Cioè, io penso che, come diceva il dottore Giorgiani, il fatto di andare in camera, di poter avere degli spazi all'interno, di potersi inventare degli spazi quasi privati, cioè noi stiamo proprio sperimentando degli spazi che sono esclusivi per alcune famiglie, cioè dove si limita cioè si può avere anche questo fatto cioè di viverlo privato, in privato, avere degli spazi in cui tu puoi passare le tue giornate avendo questa possibilità di vivere privatamente questi spazi. Antonio, mi sembra qui con il dottor Giordani, mi sembra di comprendere una cosa fondamentale è partire sicuramente da noi, quindi partiamo dalla Sicilia, partiamo dalle piccole cose e lì sta proprio il reinventarsi, poi reinventarsi e partire dalle cose naturali.
proprio questa mattina, dottor Giorgianni, leggevo in uno dei post pubblicati sulla pagina: ripartiamo dalla base, ripartiamo dalla terra, ripartiamo dalle cose semplici e lì troveremo la chiave di lettura di tutto, no? È proprio di questa mattina questo post pubblicato, ripartiamo dalla terra, io compro siciliano. Dottor Fratantonio, lei diceva, insieme al dottor Giorgianni, vi accomuna anche questo percorso legato all'internazionalizzazione. È chiaro che partendo da noi riusciremo a fortificare la nostra economia per meglio poterla proporre anche poi un momentino più avanti, proprio in questo riassetto generale delle nostre aziende, ripartire con questo slancio che sicuramente ci proietterà nuovamente in un circuito molto molto ampio che riguarda anche l'internazionalità del progetto di Io Compro Siciliano. Dottor Fratantonio, lei oltre ad essere un grande imprenditore, lo diceva poc'anzi, nel campo della ricezione, nel campo della ristorazione, mi piacerebbe anche parlare di quello che è il suo particolare, la sua particolare proposizione del territorio anche con il turismo religioso, che è un'altra caratteristica molto bella che la contraddistingue. Sì. Sì, il fatto del potere, cioè noi ci troviamo nel Val di Noto, cioè dire che è il sito dell'UNESCO più grande al mondo, per cui è caratterizzato dalle basiliche barocche ed è, come dire, il soggetto economico più importante è la Chiesa, perché costituisce il riferimento di tutti i beni culturali del territorio. Cioè poter utilizzare i beni della Chiesa come elemento della promozione turistica, non solo come beni culturali, ma anche come strutture che possono essere utilizzate a fini produttivi. Non so, mi riferisco ad alcuni palazzi che sono diventati alberghi di proprietà della diocesi, o di alcune monasteri che fanno parte di circuiti turistici che possono, come dire, fare vedere dall'interno quali sono le bellezze monumentali e qual è il nostro patrimonio artistico che ci contraddistingue. Per cui questa nostra scommessa, anche che eravamo cioè come volere e dare questa nuova vita a determinati immobili, è stata un'esperienza molto bella, perché ha fatto rivivere contesti che erano completamente chiusi e che mettono il turista in una prospettiva nuova, che è quella di vivere vivendo dall'interno, cioè dire facendone ormai parte tutto quello che è il fascino che i beni della Chiesa possono esprimere e che spesso, se non c'è una capacità organizzativa, imprenditoriale, manageriale, rischia di non poter, cioè rischia di rimanere inespresso come patrimonio. Noi abbiamo ancora, fatto... sì. Sì, no, sì, prego. no, mi perdoni, no, mi perdoni. Dico, questo è per esempio a Noto, c'è e a Modica e tutto nella diocesi di Noto c'è questa possibilità di poter cenare, c'è il Museo Diocesano che esprime delle opere, ci sono diciamo, questi beni che anno dopo anno vengono messi in rete con questa prospettiva di creare proprio il parco culturale dei beni della diocesi di Noto. Questo è una cosa in più che se venite nella nostra zona, noi che abbiamo ormai questo onere e questo onore di aver intrapreso questo percorso, ci farebbe piacere farvi guidare e farvi fare... Dottor Fratantonio, e noi accettiamo assolutamente l'invito, così come ogni giorno diciamo ai siciliani e non solo, perché nel nostro meraviglioso gruppo di Io Compro Siciliano ci sono anche tanti amici, alcuni siciliani che vivono
all'estero, abbiamo anche tanti amici che fanno parte del gruppo di Io Compro Siciliano, che sono sostenitori, consumatori dei nostri prodotti, che amano la nostra terra. Diciamo, partiamo dal nostro, quindi cerchiamo di valorizzare il territorio, i prodotti, tutto ciò che abbiamo vicino a noi, così ci rialzeremo più forti. Permettetemi, e andiamo in chiusura, riparto adesso da dottor Giorgianni, permettetemi di leggere questo messaggio. Innanzitutto Livia Prestana, bravo Giuseppe, complimenti a tutto lo staff e all'ospite, grazie. Rosa Ottifinti, complimenti. Il Faraone Palermo scrive: la nostra amatissima Sicilia è un grandissimo riconoscimento mondiale per tutte le eccellenze e le bellezze che abbiamo, per poter valorizzare e realizzare questo bellissimo progetto. Tutti noi dobbiamo essere espressivi e consapevoli della potenzialità che c'è dentro di noi, di essere convintissimi di tutto ciò con grande amore e passione. Grazie, grazie per questa testimonianza. Dottor Giuseppe Giorgianni, chiudiamo con un'ultima battuta questo appuntamento e ritorno immediatamente dal nostro ospite. Sì, niente, io volevo un'altra volta ricordare a tutte le aziende di di registrarsi al nostro, sia sui form che trovano sulle nostre pagine, sul nostro gruppo, ma sia anche sul sito www.iocomprosiciliano.com, trovano un pulsante registra azienda. Questo registra azienda significa che vengono inseriti in un database nostro e verranno contattati al più presto, naturalmente non domani, cioè nel senso che abbiamo bisogno di un tempo necessario per poter contattare tutto, perché in questo momento nel nostro database abbiamo circa 4.000 aziende e quindi è realmente, anzi colgo l'occasione anche per ringraziare i nostri magnifici ragazzi che collaborano con noi e che ci danno una mano per portare avanti questo grande progetto. Quindi una volta poi ricontattati o comunque iscritti in questo database, noi li contatteremo e spiegheremo in dettaglio tutti i dettagli della nostra progettualità. Grazie dottor Giuseppe Giorgianni, come sempre noi ci sentiamo insieme, ci sentiamo realmente più forti. Noi vorremmo chiudere con una battuta con il nostro ospite. Francesco Fratantonio oggi da Modica ha voluto testimoniare ma anche aprirsi per quella che è la sua grandissima esperienza imprenditoriale. C'è un messaggio per lei dal nostro amico il Faraone Palermo, dice: Francesco Fratantonio ha detto una bellissima frase che mi piace molto ed è verissima. La Sicilia non è una regione ma un continente. Verissimo, verissimo. Grazie, grazie. Allora, dottor Fratantonio, noi sicuramente verremo a Modica a degustare le meravigliose, innanzitutto partendo dalla cioccolata, per naturalmente conoscere tutte le peculiarità del territorio, vivere il territorio, vivere le grandi esperienze che in Sicilia si possono vivere. Noi naturalmente facciamo anche l'invito al contrario, quindi l'aspettiamo da quest'altra parte della Sicilia per poi fare una capatina a Taormina, quindi giriamo tutta la Sicilia perché la Sicilia è bella tutta. Dottor Fratantonio, noi chiudiamo sempre i nostri appuntamenti in un modo. Sicuramente diciamo a tutti gli amici del popolo di Io Compro Siciliano, seguite il nostro palinsesto oggi alle 18, come sempre il mitico Francesco Caravello con Aperitivo Social. Domani continueremo con la rubrica Chiedimi pure con Davide Morici. Parleremo di turismo, parleremo di territorio, ma domani è una giornata molto speciale perché è il 23 di maggio e rifletteremo insieme su quello che dobbiamo fare per riscattare anche quelle pagine buie della nostra storia, ma per un popolo nuovo,
un popolo pieno d'amore e che vuole confermare l'amore per la propria terra e per chi ha speso la propria vita portando alto l'onore e l'orgoglio per la nostra Sicilia. Venite pure avanti, dottor Fratantonio, venga un po' più avanti verso lo schermo, per favore. Può avvicinarsi piano piano? Va bene, noi chiudiamo i nostri appuntamenti così, perché a noi porta sempre bene. Io compro Io siciliano. Siciliano. Ci piace! Grazie dottor Fratantonio, grazie all'ingegner Giuseppe Giorgiani, grazie per essere stato con noi. Viva la Sicilia, viva noi! Io compro siciliano. Ciao, a domani! Un abbraccio, a presto, ciao. Buona giornata.